amici di Diretta Sport di Team Cordale, buon pomeriggio dalla Palasport di Via Talete a Cagliari per questa 34esima edizione del trofeo Segni di basket giovanile. La finalissima è tutta dalla penisola con Sancat Firenze ed Esquilino Roma. Questa la finale maschile dedicata alla categoria Under 14 del torneo. Nella categoria Under 14 femminile la gara fondamentale si è giocata questa mattina, l'ha vinta l'Esquilino Roma, che dunque si aggiudica questa 34esima edizione. Manca davvero pochissimo a questa sfida. Firenze arriva a questa finalissima con un bottino assolutamente prestigioso, una bella vittoria con oltre 20 punti di distacco nella semifinale contro Montegno. Un po' più combattuta invece la semifinale che ha visto San Salvatore Selagius ed Esquilino Roma, con la formazione allenata da Massimo Baralla che ha avuto la meglio ma soltanto nel finale. Io andrei a raggiungere intanto il patron della scuola basket Ermanno Iacchi, e non vedo nelle vicinanze. Un match sicuramente molto atteso, questo al Palasport di Via Talete. Ovviamente sarà una lunga telecronaca nella quale andremo a catturare anche le considerazioni da parte di tutti i partecipanti. Una 3 giorni particolarmente viva questa sul parquet di Via Talete. Intanto ringrazio per le immagini Andrea Farris, in regia il nostro Mattia Toffolon, con preziose immagini anche a bordo campo. Ripeto, una 3 giorni molto attiva, che ha visto i ragazzi che hanno partecipato a questa manifestazione, oltre 200, prendere parte non solo alle gare sul parquet ma anche a partecipare a tutte le attività, una vera e propria non stop di 12-14 ore sul parquet qua di Via Talete. Una 3 giorni che si concluderà poi con la gita a Torre delle Stelle, in una località a circa 30 km da Cagliari, una splendida caletta nella provincia di Cagliari, dove pensate alla casa anche Pippo Baudo. Manca però davvero pochissimo, poco meno di un giro di lancetta a questa finale tra Sancat Firenze e come detto Esquilino Roma. Siete in diretta streaming sulla pagina Facebook Diretta Sport Live TV. E allora davvero aspettiamo ancora qualche istante, intanto proviamo però a raggiungere di questa giorni. Intanto Consuelo Scameroni. Buonasera Consuelo, intanto vieni, siamo in diretta streaming sulla pagina Facebook Direttasport.it, nuova arrivata in casa Astro Cagliari. Tu hai guidato la formazione dell'Astro in questo torneo, un torneo che è stata vinto alla fine dall'Esquilino Roma. E allora concentriamoci intanto su quelle che sono le tue sensazioni in questi 3 giorni. Buonasera Consuelo. Buonasera a tutti. Allora, le mie sensazioni, fortunatamente non è la prima volta che partecipo a questo torneo, perché Ermanno mi ha sempre invitato anche quando ero in un'altra società. Adesso sono in casa praticamente. Per i ragazzi è sicuramente un'esperienza favolosa. 3 giorni dove hanno vissuto lo sport in maniera di amicizia, il vero sport, la vera pallacanestro. È stata una cosa fantastica, dalle 8 del mattino fino alle 22, alle 23, il campo pieno, con tutti i ragazzi, i genitori a disposizione che arrostivano, una grandissima festa. Ringrazio infatti Ermanno, che ancora oggi ha avuto la forza di... Noi ringraziamo te perché il tuo arrivo quest'anno ha dato grande input al mondo del basket femminile. L'Astro faticava in questo senso, tu hai preso in mano un po' tutto il settore e ci siamo dimostrate anche abbastanza competitive, direi. Sì dai, io da allenatore come al solito mi aspettavo molto di più, giustamente, però le ragazze si dovevano anche divertire. Siamo arrivate forse terze a pari punti con la Virtus, se non sbaglio, però ci sta, è stata una bellissima esperienza per le ragazze soprattutto, oltre che per noi allenatori. Intanto liberiamo il nostro Mattia Toffolon dalle immagini su di noi, gli chiediamo di andare sui ragazzi che sono i veri protagonisti di questa finale maschile. Ne ho parlato questa mattina quando abbiamo raccontato la finale femminile, tornerei sull'argomento anche con te Consuelo. Come cambiano i giovani oggi? Un bel cambiamento, c'è da lavorare sicuramente molto di più, perché comunque le attrazioni extra sportive sono molto di più rispetto a quando praticavo io ad esempio una pallacanestro, quindi c'è da lavorare sia non solo a livello fisico ma anche a livello mentale, a livello di divertimento, un grosso lavoro da svolgere dai primi passi cestistici, diciamo, quindi dai 5 anni in su. I social sicuramente sono una grande distrazione per il mondo dei tredicenni
14enni. Ritorno sull'argomento che ho più volte analizzato questa mattina, una specializzazione dello sport consigliata tra gli 11 e i 12 anni. L'errore in questa fase è che quello dell'abbandono è probabilmente quello di anticipare forse la specializzazione. Ecco, la qualità dell'istruttore è essere collante importante tra il mondo del minibasket, quello della grande gioia e l'avvicinamento alla pallacanestro. Cosa ne pensi? Ma sicuramente io ho praticato sport dall'età di 6 anni, quindi c'è molta differenza, nel senso che comunque era anche il rapporto che c'era tra la famiglia e la società sportiva, quello che forse adesso manca. Vogliamo tutti campioni, ma non è quello su cui dobbiamo lavorare, ma bensì sulla fisicità e l'agilità del bambino che spesso e volentieri arriva a calcare i campi di basket e non sa neanche camminare. La stagione sportiva sta per giungere al termine qua sui parcheggi di Altalete, sugli impianti dell'oratorio Giovanni Paolo II, però ci sarà tanta carne al fuoco, una nuova edizione di Sport Summer Village, qua il nostro campo estivo dedicato ai bambini, con una novità, il tuo arrivo che dà un impulso ancora maggiore a quello che già siamo stati in questi ultimi 3 anni. Sono felicissima di dare appunto il mio apporto a questa bellissima iniziativa, ho sicuramente da mettere un po' di esperienza, ma c'è tanto da fare, anche perché le richieste per partecipare a questa edizione è tanta, ci sono tanti bambini, quindi ben venga e sono felice di poter iniziare anche questa nuova esperienza qui al CEP. Con grande modestia hai detto un pizzico di esperienza, mi senti dire che noi, tu con il tuo Cruz Cagliari degli anni passati e l'Espera Cagliari sono probabilmente i camp di pallacanestro più attivi nel territorio comunale in termini di numeri, ma mi sento di dire anche in termini di qualità. Sei salita sul carro dell'astro anche perché abbiamo davvero una visione di intenti molto molto simile, no? Beh, diciamo che per essere il primo anno di sicuro non mi posso lamentare, nel senso che minibasket, se non sbaglio, ci sono più di 150 iscritti. A livello giovanile, under 13, parlo a livello giovanile e femminile, abbiamo categorie esordienti, under 13 e under 14 che vanno a fare le finali, quindi sta di fatto che stiamo lavorando molto bene, c'è la voglia da parte non solo di noi istruttori, allenatori e di tutta la società, ma anche da parte delle ragazze e soprattutto delle famiglie. Col vero grande spirito targato Astre Scuola Basket, grazie allora a Consuelo Scameroni. Io vado proprio a raggiungere Ermanno Iaci, il patron che da 34 anni, pensate, da ben 34 anni tiene in piedi quella che è diventata di fatto la pietra miliare delle manifestazioni in Sardegna. Ermanno, ne abbiamo parlato questa mattina, è il caso però per chi non ci ha seguito questa mattina di ritornare un po' sull'argomento, ci mettiamo anche a favore di telecamera, se sei d'accordo, perché sta andando a concludersi una 3 giorni particolarmente intensa. Domani ci sarà la gita a Torre delle Stelle, è una finale che si preannuncia forse poco equilibrata, però chissà cosa potrà succedere, no? No, invece non credo che sia poco equilibrata, perché ho visto giocare stamattina la squadra di Roma, l'Esquilino, e devo dire mi ha fatto un'ottima impressione, anche se Firenze è leggermente favorita, però secondo me assisteremo a un grande match. Io l'ho chiesto un po' a tutti stamattina, ne abbiamo parlato a più riprese, lo voglio chiedere anche a te dall'alto della tua esperienza. Specializzazione dello sport consigliata dal Cuore Nazionale tra gli 11 e i 12 anni, il fatto di anticipare questo aspetto è forse uno degli aspetti più importanti dell'abbandono, che portano all'abbandono. Qual è la chiave giusta a tuo parere? Secondo me la specializzazione precoce è sempre foriera di cattivi risultati, nel senso che bisogna rispettare l'età biologica e fisiologica dei bambini e dei ragazzi, quindi degli adolescenti, per cui che il bambino si diverta nel suo mondo dell'infanzia, che il giovane, l'adolescente faccia le sue esperienze nella sua fascia di età, tant'è che spesso a me è capitato personalmente di chiedere consiglio a qualche maestro elementare per mandare mio figlio a scuola, e nessun maestro mi ha detto manda tuo figlio un anno prima, un anno ancora di scuola materna, arriva più maturo, e infatti avevano ragione, per cui è inutile stare lì con la speranza che questo ragazzino diventi un campione, diventi bravo, accelerare tutte le fasi, ci sarà tempo per tutte le cose.
Avremo modo di concentrarci poi su questa finale. Un'ultima battuta, siamo alla fine della stagione sportiva. Qual è il bilancio di questa stagione nella quale c'è stata la novità, l'arrivo di Consuelo Scameroni? Si sta avvicinando l'estate, quindi una nuova edizione del camp estivo che presumibilmente anche avrà numeri ancora più importanti. Bilancio finale. Sì, è importante, abbiamo passato un anno sicuramente intensissimo sia dal punto di vista dell'attività mini basket giovanile che per quanto riguarda le prime squadre. Sfortunatamente come prima squadra femminile la B ha perso di un punto l'ultimo spareggio col Basket 90 Sassari. La squadra maschile si sta facendo onore nei playoff della Serie D maschile. Le squadre giovanili tutte ben piazzate in tutti i campionati, mini basket ancora meglio in tutte le fasce e soprattutto con grande quantità. Va bene, allora ricordiamo soltanto quello che è il regolamento. Nella fase iniziale sono giocati 2 tempi da 15 minuti, questa è una finale, regolamento a tutti gli effetti, quindi? Sì, lo scopo era dar modo a tutti i ragazzi di giocare, per cui probabilmente alla fine vincerà la squadra che ha fatto giocare mediamente tutti i ragazzini. Poi è evidente che la finale è ricca di spunti emotivi e quindi probabilmente qualche episodio potrebbe decidere il risultato finale. Perfetto, allora grazie, ringrazio il patrono Ermanno Iauci. Torniamo sulle immagini della gara, il risultato che dice al momento 2-0, quindi praticamente si è portato a segno un solo tentativo e dunque un solo canestro quando sono passati 5 minuti dall'inizio del primo quarto. Io vado a riguadagnarmi le formazioni delle due squadre anche per annunciare chi sono i 10 giocatori in campo da una parte e dall'altra, formazioni che mi sono state sottratte probabilmente per regolarizzare la posizione a referto di entrambe. Provo dunque le formazioni della Roma e della Sancat Firenze, le vado nuovamente a recuperare, eccole qua. Allora arriva il canestro del pareggio da parte anche di Firenze. Allora si era annunciato una finale poco equilibrata, in realtà invece è partita con grandissimo equilibrio, grandissima voglia da una parte e dall'altra. Andiamo sulle formazioni. Per quanto concerne Sancat Firenze, l'abbiamo fatto sentito in serie di presentazione con numero 5 Cristian Battacchi, numero con numero 10 Tommaso Vogt, con 11 Neri Monini, con numero 14 Leonardo Fattori, con numero 15 Edoardo Pilli, con numero 23 Lorenzo, numero 30 Lapo Paeschi, 35 Pietro Caramelli, con numero 73 Giacomo Di Lorenzo, con numero 88 Tommaso Simoni, con 89 Luciano Tommaso, con numero 98 Nicolò Bulletti, Tommaso Luciano scusate, con numero 98 dicevo Nicolò Bulletti, allenatore Stefano Corsini, gli assistenti sono Tommaso Camazzi e Michele Piertidi. Per quanto concerne invece Esquilino Roma, con il numero 54 Marco Antonelli, con il numero 23 Ludovico Bizzarri, con il numero 36 Filippo Davella, con il numero 30 Carlo Fantusi, con il numero 30 Innocente Gerarci, con il numero 11 Matteo Gout, con il numero 24 Ansi Iomari Lailo Macpantai, il numero 17 Zero Amoliti, il numero 9 Pietro Omodei Zorini, con il numero 26 Taranjit Singh e con il numero 25 Nadir Costantino Trevisiol. Il coach è Massimo Baralla, l'assistente Cristiano Tesei. La gara è diretta dai signori Currieri e Suelli. Match davvero molto equilibrato. Firenze però si è sbloccata, adesso è in vantaggio di 6-2 quando mancano 3 minuti e 51 secondi alla fine della frazione. Davvero un grandissimo pubblico sui gradoni del parquet di via Talete. Intanto c'è un time out chiamato da parte di Firenze, dicevo una cornice di pubblico in un torneo che è tradizionalmente sistemato a ridosso delle festività pasquali. Come ho fatto in mattinata vado ancora una volta a catturare le considerazioni da parte di Carlo Zedda, responsabile giovanile della Fotodinamico Cagliari, ma anche Pietra Miliare, colonna della scuola basket Cagliari, che quest'anno prestato al settore giovanile dopo aver guidato con tanti anni di esperienza il campionato DC nazionale e il campionato A2 DC nazionale maschile, il campionato A2 femminile. Che qualità ha questa edizione del Trofeo Segni? No, sto osservando la finale, mi sembra che la qualità sia abbastanza elevata. Chiaramente è un'età ancora dove i ragazzi sono in una fase ancora incerta, perché non ci sono dei grandissimi talenti fisici, però c'è qualche talento tecnico.
Toscana, terra tradizionalmente fucina di grandi talenti nel mondo della pallacanestro, terra di tradizione cittadina, lei ovviamente anche il Lazio, però davvero tanti talenti nascono nelle zone lì. Sì, la Toscana è sempre stata una delle regioni italiane che ha formato i più grandi talenti italiani, con ricordiamo grandi società storiche tipo la Don Bosco e tante altre. 3 minuti e 26 ancora da giocare, ferma con il punteggio 6-2 per Firenze, che sembrava poter uccidere questa finale in avvio, invece è partita un pizzico contratta, con maggior coraggio invece ha iniziato il match Esquilino Roma. Adesso c'è un bel recupero da parte della formazione toscana, una transizione abbastanza rapida, decide però di rallentare qua, una decisa forzatura da parte del numero 88 della formazione allenata da Stefano Corsini. Si tratta del giovane Tommaso Piersimoni, la rimessa dunque da parte dell'Esquilino Roma, gran ritmo, e questo dimostra che insomma è abbastanza sentita. Sì, la partita è abbastanza equilibrata, è una partita a viso aperto dove i ragazzi praticamente stanno giocando con grandissima aggressività. Forse Firenze sembra essere leggermente più quadrata, però Morbegno con la sua aggressività difensiva sta sopperendo a questo gap fisico. Hai detto Morbegno, ovviamente si è ingannato dagli stessi colori della formazione romana dell'Esquilino, che veste come la formazione di Michele Pierguidi, come la formazione di Morbegno, di Andrea Bianchi, ecco, era il coach Andrea Bianchi di Morbegno, veste gli stessi colori. 6-2 ancora il risultato, non segna da diversi minuti. Hai parlato di quanto è quadrata la formazione toscana, che anche mi sembra di avere ha anche una maggiore, il quasi rimbalzo catturato dal numero 15 Edoardo Pilli che però poi tocca per ultimo la palla che gli carambola sul corpo, dunque può ripartire Esquilino Roma con questo possesso solo con la mano destra. Questo è un limite della categoria under 14, dove bisogna usare di più la sinistra, e praticamente possiamo dire il 70% del lavoro fatto dagli istruttori giovanili è proprio il lavoro sull'uso della mano debole. Sì, certo, si cerca sempre di migliorare la mano debole, in quanto i ragazzi tendenzialmente si fidano soltanto della mano dominante, ma devo essere sincero, questa squadra di Roma mi sembra che tecnicamente stia cominciando a far vedere qualcosa che ci permette forse di vedere una partita equilibrata fino agli ultimi istanti. 0-1, 1-2 con l'aiuto del ferro per Marco Antonelli per Roma, allora 6-4, questo dovrebbe essere, no, 6-3, questo è il risultato dopo 8 minuti, quindi praticamente si è segnato pochissimo, che ovviamente i tanti errori sono un'altra caratteristica di questa categoria, ed è difficile trovare attacchi particolarmente lucidi. Tra l'altro emotivamente una finale ha sempre delle variabili, perciò è normale che i ragazzi all'inizio della gara siano contratti, sbaglino tanto, ci impieghino insomma qualche minuto in più per entrare in partita. Percentuali ovviamente non lucidissime dalla lunetta, qua arriva l'1-2 anche da parte del capitano della formazione allenata da Stefano Corsini, Tommaso Volpi. 7-3 il risultato, 2-13 ancora da giocare. Ottima la fisicità anche in questo caso, però solo mano destra da parte del numero 26 della formazione romana, li citiamo, si tratta di Paranjit Singh. Un altro aspetto importante, si usava in passato sfruttare gli elementi con maggiore fisicità sotto canestro, andando a prediligere la vittoria rispetto alla crescita del potenziale dell'elemento, si metteva il lungo sotto per cercare di vincere le partite. Ora gli istruttori, la qualità di questi istruttori che decidono di prendere parte a tornei nazionali ovviamente è elevata, e si è deciso di fare praticamente
ai centimetri, proviamo a farti giocare fuori, perché se vuoi provare ad avere carriera devi essere potenzialmente utile lontano da canestro. Certo, hai detto bene, bisogna avere il coraggio di far giocare ragazzi lì con più centimetri lontano dal canestro, anche perché la pallacanestro è uno sport molto selettivo da questo punto di vista. Indubbiamente ci vuole coraggio, bisogna saper rinunciare a fare il risultato spesso e volentieri nelle categorie giovanili, i risultati arrivano col tempo, però se si fa un buon tipo di lavoro con i ragazzi con tanti centimetri, poi alla fine gli istruttori vengono ripagati. 7-3, ancora cristallizzato il punteggio sul tabellone del parquet di via Talete, 1 minuto e mezzo ancora da giocare in questa prima frazione. Ricordo, sono 4 tempi da 10 minuti, così come il regolamento FIP rispetto alla prima fase. Qua smette di palleggiare, questa è un'altra caratteristica tipica della categoria, un tiro che non ha esito felice da parte del giocatore con la maglia numero 23, si tratta di Ludovico Bizzarri, dunque ora sarà nuovo possesso per la Sancat Firenze, che adesso non riesce a trovare la penetrazione, costretta dunque a ripartire da capo la formazione toscana. Batte qua sul posto il giocatore con la maglia numero 8. Un'ottima partenza al reverse da parte di questo giocatore, che poi è andato a appoggiare il layup a canestro. Il coach Mazzacano, il giocatore con la maglia numero 8, che ha trovato questo bel canestro che va il 9-3, un altro pallone recuperato da Firenze, prova a ripartire, c'è un accenno del gruppo difensivo da parte della formazione dell'Esquilino, prova il secondo tentativo Mazzacano, poi arriva la penetrazione, lo scarica ancora per Mazzacano, qui decide molto bene di scaricare per i compagni di squadra, arriva la tripla da parte di Tommaso Luciano e dunque Firenze prende il largo. Qua non mi è sembrato un pallone arrivato fuori, ha toccato la linea la palla, ha caduto sul giocatore, sul difensore, ha toccato la linea, giusto il fischio dell'arbitro. C'è un cambio per Firenze, forte il tifo da parte dell'Esquilino Roma. Ricordo le formazioni sia da una parte che dall'altra sono arrivate in Sardegna con 2 rappresentative, per quello che c'è nella formazione fiorentina in realtà non è la stessa società. Sancat Firenze maschile, pallacanestro femminile, la PFF invece per quanto concerne la categoria femminile, sempre invece rappresentanti delle parietà dell'Esquilino Roma per quanto concerne proprio la formazione capitolina, entrambe nell'altra Massimo Baralla. Qua non vengono fischiate a mio parere 2 falli abbastanza plateali. Si chiudono comunque i primi 10 minuti, Firenze avanti 12-3, per noi un piccolo spot pubblicitario e poi torniamo in diretta da Palasport di via Talete. Vuoi vivere un'estate frizzante sui campi della tua città? Te la senti di rincorrere un pallone per 8 ore al giorno? Tuffarti in piscina sotto il sole cocente? Fare nuove amicizie in totale sicurezza? Conoscere istruttori in grado di regalarti momenti indimenticabili? Tante domande, un'unica soluzione. D-Sport SBC Summer Village 2018, lo spazio per tutti. Il nostro camp estivo multisport è dedicato ai bambini dai 3 agli 11 anni sui campi di via Talete a Cagliari. Basket, calcio, nuoto, tennis tavolo, cinema, belle arti, decoupage e micromagia. Il tutto con un catering di qualità, servizio a navetta e addetti alla sicurezza. Ermanno Iaci, Mauro Farris, Ariana Melis e Consuelo Scameroni con il loro staff vi aspettano, ma affrettati, i posti sono limitati fino ad esaurimento. Directa Sport, le tue partite in diretta streaming. Directa Sport è la nuova web TV sarda dedicata agli eventi sportivi regionali. Calcio, basket, volley, atletica leggera e danza sportiva. Con Directa Sport decidi tu quando e dove vedere vincere la tua squadra del cuore. Se anche tu vuoi trasmettere il tuo evento su www.directasport.it, chiama il 347 45 41 255 o invia una mail a directasport@gmail.com. Con Directa Sport sei sempre al fianco dei tuoi campioni. Studio Casa è un'impresa edile specializzata in ristrutturazioni e costruzioni secondo le più accurate e innovative metodologie.
Con oltre 500 lavori eseguiti, l'azienda si colloca. Siete tornati in diretta dal Palasport di Via Talete a Cagliari per il secondo quarto di Sancat Firenze Esquilino Roma. È la finalissima della 34esima edizione del Trofeo Segni. Firenze apre con un nuovo canestro, dunque va sul 14-3, dunque dopo l'iniziale equilibrio tra le due formazioni la squadra toscana inizia a prendere un po' il largo, poi recupera un altro pallone, scarico immediato in transizione, molto bravi qua i ragazzi allenati da Stefano Corsini, poco individualismo, tanto gioco di squadra, ancora uno scarico sulle linee laterali, un gioco spalle a canestro, non c'è nessuna forzatura, arresto e tiro da parte del numero 30, si tratta di Lapo Paoleschi, pallone però che non tocca il ferro, pallone dunque finisce fuori e si può ripartire con una nuova rimessa da parte dell'Esquilino Roma. 7-19 ancora da giocare, 14-3 il risultato, intanto si riempiono sempre di più i gradoni del Palasport di Via Talete, la pressione con la raddoppia difensiva ancora da parte della formazione toscana, viene però fischiato un fallo al numero 8 di Firenze, City Couch Mazzacano, dovrebbe essere il primo fallo personale per lui e proprio così Roma dunque può ripartire, pallone però troppo lungo per il compagno di squadra, e allora sarà Firenze che potrà riprendere il possesso di gioco, possesso che viene ripreso dalla metacampo d'attacco della formazione in maglia bianco-blu. Affronta e va dentro con grande temperamento, molto bravo anche nell'utilizzo della mano mancina Edoardo Pilli, che trova un altro canestro per il 16-3, davvero buio pesto per l'Esquilino Roma che fa fatica a controllare le ultime giocate offensive intanto da parte della formazione toscana, qualche problema anche nel superare la metacampo per l'Esquilino Roma. Contato adesso l'attacco da parte dei giocatori capitolini, pallone su piede, grandissima pressione difensiva da parte di Firenze che recupera un altro pallone, ancora Mazzacani, pallone sotto, ancora spalle a canestro per il numero 30, si tratta questa volta di Lapo Paoleschi, canestro buono, fallo subito, dunque un tiro Firenze dilaga, 18-3 a 6 minuti e 31, davvero grandissima intensità difensiva, grandissima voglia, grandissima organizzazione di gioco da parte della formazione di Stefano Corsini. Ancora un ribalzo in attacco, cerca ancora l'1 contro 1 con ottimo scarico, pallone però recuperato da parte dei giocatori allenati da Massimo Baralla, prova ancora una volta a superare la metacampo, ancora una doppia difensiva, ancora un recupero, 3 contro 1 sovrannumo, scarica il canestro facile da parte di Edoardo Pilli, davvero un gran bel gruppo, questo gruppo di giovani ragazzi toscani. Mazzacani che questa volta non riesce a trovare il canestro, al rimbalzo e canestro ancora per mi sono fatto il numero 13 che non trovo però nella lista, recupero comunque ancora per la formazione toscana, gioca tra l'altro con gran ritmo, grandissima circolazione, non trova qua la via del canestro Firenze, nessuna forzatura in attacco, questo è davvero un dato molto pregevole per la formazione della Sancat. Ancora un rimbalzo in attacco, attende, hesitation e poi finta il tiro e va dentro, guardate come prende il rimbalzo e scarica, non c'è davvero nessuna forzatura da parte della formazione toscana, arresto e tiro, ci riprovano ancora i giocatori di Stefano Corsini. 4 minuti e 56 ancora da giocare, ancora un attacco da parte di Firenze, 24-3 in questa seconda frazione di gioco. Ci prova adesso Roma nell'altra metà campo, gambe un po' scariche però in questo caso per la formazione in maglia giallo-blu, pallone che non tocca neanche il ferro, dunque palla che
finisce fuori. Firenze potrà ripartire con questa percussione, scarico a rimorchio per il numero 15 Edoardo Pilli, che trova il canestro. Potrebbe sbloccarsi in questa occasione Roma, vediamo se sarà fortunata. Arresto e tiro, pallone però che viene sputato dal ferro, può ripartire Pilli. Ottima circolazione ancora per la formazione fiorentina, che gioca davvero molto bene. Una pallacanestro molto pulita, aggressiva. 30-3, questo è il risultato per la Sancat Firenze. Prova a correre ai ripari Massimo Baralla, sul cubo del cambio 3 elementi. Terminate le operazioni di cambio, va a sedere in panchina per la Sancat Firenze anche il numero 10 Tommaso Volpi. E arriva finalmente un canestro da parte dell'Esquilino Roma, a metà d'assegno il numero 23 Ludovico Bizzarri, azione individuale con una formazione della Massimo Baralla. Pilli ancora, gioco spalla a canestro, un altro bel canestro in allontanamento col tiro mancino, giocatore che sta dimostrando di saper usare con ottima attitudine entrambe le mani forti qua per la formazione toscana. E altro canestro da parte del numero 23 Lorenzo Menicatti. 34-5 il risultato. Avremmo voluto ovviamente raccontare una finale certamente più equilibrata, ma Firenze davvero merita queste giocate. Ancora Pilli, che poteva forse scaricare per Menicatti, decide invece di forzare un po' la penetrazione, trovando poi il canestro. Ancora un recupero e ancora pallone per Pilli, un altro canestro facile per la formazione toscana. Qui commette l'errore di interrompere il palleggio l'Esquilino Roma. Ancora Pilli, scarico ottimamente, una bella palla in contropiede per i compagni di squadra. Pallone che solo per il soffio non trova il canestro. Ancora un tentativo da 3 e qua c'è un fallo che viene fischiato al numero 8 Mazzacano. Dovrebbe essere il secondo fallo personale di Mazzacano. C'è intanto un time out chiamato da Firenze, quando però avrà diritto a 2 tiri liberi il numero 30 dell'Esquilino Roma, Innocent Gerardi. Piccolo spot per noi, poi torniamo in diretta. J4 Sport si occupa della fornitura di abbigliamento e attrezzature sportive dei migliori marchi italiani ed esteri. Unico RA Pro di Cagliari, rivenditore gold del brand spagnolo Ioma, dei medicinali Sixtus, delle attrezzature Barrett e Schiavi, oltre che di tanti altri prestigiosi marchi. Sono tante le società sportive e gli atleti di tutti gli sport che si servono da J4 Sport e che continuano a seguire la nostra filosofia: vestirsi bene, comodi e a giusto prezzo. Squadra nuovamente in campo per quest'ultimo minuto e mezzo, poco più della seconda frazione, come detto, in lunetta, una meccanica di tiro anche piuttosto curiosa, il numero 30 Innocent Geraci. 0 su 2 per lui, prova a recuperare questo pallone
nulla sfugge però a Mazzacani, che fa ripartire molto bene la sua formazione. Arresto e tiro, non arriva però il canestro, recupera ancora della formazione toscana. Qua Geraci è bravo a recuperare il pallone, prova a spingere, a andare via, è però difficile sulla pressione difensiva da parte di Firenze, che qua però commette fallo. A commettere questo fallo è il numero 98 Nicola Bulletti. C'è un cambio intanto per Firenze, esce Mazzacani, entra il numero 30 Lapo Paoleschi. Penetrazione e canestro per Roma, a mettere a segno Ludovico Bizzarri. Sono tutti atleti nati tra il 2004 e il 2005. Giocata, spalla canestro, aveva vantaggio, poi però lo ha perduto, allora ha deciso di ripartire la formazione fiorentina. 38-7 il risultato per la Sancat Firenze. Ancora Geraci, pallone però recuperato, guardate che gran gesto balistico da parte del giocatore con la maglia numero 30. Paoleschi. Pallone però intercettato da parte dell'Esquilino, ma commette però un errore in contropiede Zenon Mamouti, il capitano della formazione romana. Mancano 11 secondi e poco più alla fine di questa seconda frazione. 47 il risultato per la Sancat. Ovviamente non ci sarà il tempo per giocare quest'ultimo attacco, per 4 secondi da giocare con questa che riparte a fondo. E invece sì, arriva al tiro Firenze, tiro però che non è fortunato, allora si va in riposo sul 47, Firenze di fatto ipoteca la vittoria di questa 34esima edizione del Trofeo Segni. Per noi ovviamente un intervallo, torneremo in diretta poi per raccontarvi la seconda parte della finalissima della 34esima edizione del Trofeo Segni. One question, are you still awake? When I'm drunk in the morning, I'm calling you. You might be lonely, lonely. Directa Sport, le tue partite in diretta streaming. Directa Sport è la nuova web TV sarda dedicata agli eventi sportivi regionali. Calcio, basket, volley, atletica leggera e danza sportiva. Con Directa Sport decidi tu quando e dove vedere vincere la tua squadra del cuore. Se anche tu vuoi trasmettere il tuo evento su www.directasport.it, chiama il 347 45 41 255 o invia una mail a directasport@gmail.com. Con Directa Sport sei sempre al fianco dei tuoi campioni. Studio Casa è un'impresa edile specializzata in ristrutturazioni e costruzioni secondo le più accurate e innovative metodologie. Con oltre 500 lavori eseguiti, l'azienda si colloca come leader nel panorama regionale, offrendo un'assistenza alla clientela dalla fase di progettazione e di sbrigo pratiche a quella della scelta dei materiali e della realizzazione delle opere. Forniture
Forniture dirette dalle fabbriche, lavori in tempi certi con la massima qualità, certificazioni di legge e agevolazioni fiscali. Studio Casa, un unico interlocutore, un'unica garanzia, una scelta sicura. J4 Sport si occupa della fornitura di abbigliamento e attrezzature sportive dei migliori marchi italiani ed esteri. Unico RA Pro di Cagliari, rivenditore gold del brand spagnolo Ioma, dei medicinali Sixtus, delle attrezzature Barrett e Schiavi, oltre che di tanti altri prestigiosi marchi. Sono tante le società sportive e gli atleti di tutti gli sport che si servono da J4 Sport e che continuano a seguire la nostra filosofia: vestirsi bene, comodi e a giusto prezzo. Vuoi vivere un'estate frizzante sui campi della tua città? Te la senti di rincorrere un pallone per 8 ore al giorno? Tuffarti in piscina sotto il sole cocente? Fare nuove amicizie in totale sicurezza? Conoscere istruttori in grado di regalarti momenti indimenticabili? Tante domande, un'unica soluzione. D-Sport SBC Summer Village 2018, lo spazio per tutti. Il nostro camp estivo multisport è dedicato ai bambini dai 3 agli 11 anni sui campi di Via Altalete a Cagliari. Basket, calcio, nuoto, tennis tavolo, cinema, belle arti, decoupage e micromagia. Il tutto con catering di qualità, servizio a navetta e addetti alla sicurezza. Ermano Iaci, Mauro Farris, Ariana Melis e Consuelo Scameroni con il loro staff vi aspettano. Ma affrettati, i posti sono limitati fino ad esaurimento. One question, are you still awake? When I'm drunk in the morning, I'm calling you. You might be lonely, lonely. Directa Sport, le tue partite in diretta streaming. Directa Sport è la nuova web TV sarda dedicata agli eventi sportivi regionali. Calcio, basket, volley, atletica leggera e danza sportiva. Con Directa Sport decidi tu quando e dove vedere vincere la tua squadra del cuore. Se anche tu vuoi trasmettere il tuo evento su www.directasport.it, chiama il 347 45 41 255 o invia una mail a directasport@gmail.com. Con Directa Sport sei sempre al fianco dei tuoi campioni. Studio Casa è un'impresa edile specializzata in ristrutturazioni e costruzioni secondo le più accurate e innovative metodologie. Con oltre 500 lavori eseguiti, l'azienda si colloca come leader nel panorama regionale, offrendo un'assistenza alla clientela dalla fase di progettazione e di sbrigo pratiche a quella della scelta dei materiali e della realizzazione delle opere. Forniture dirette dalle fabbriche, lavori in tempi certi con la massima qualità, certificazioni di legge e agevolazioni fiscali. Studio Casa, un unico interlocutore, un'unica garanzia, una scelta sicura. J4 Sport si occupa della fornitura di abbigliamento e attrezzature sportive dei migliori marchi italiani ed esteri. Unico RA Pro di Cagliari, rivenditore gold del brand spagnolo Ioma, dei medicinali Sixtus, delle attrezzature Barrett e Schiavi, oltre che di tanti altri prestigiosi marchi. Sono tante le società sportive e gli atleti di tutti gli sport che si servono da J4 Sport e che continuano a seguire la nostra filosofia: vestirsi bene, comodi e a giusto prezzo.
Vuoi vivere un'estate frizzante sui campi della tua città? Te la senti di rincorrere un pallone per 8 ore al giorno? Tuffarti in piscina sotto il sole cocente? Fare nuove amicizie in totale sicurezza? Conoscere istruttori in grado di regalarti momenti indimenticabili? Tante domande, un'unica soluzione. D-Sport SBC Summer Village 2018, lo spazio per tutti. Il nostro camp estivo multisport è dedicato ai bambini dai 3 agli 11 anni sui campi di Via Talete a Cagliari. Basket, calcio, nuoto, tennis tavolo, cinema, belle arti, decoupage e micromagia. Il tutto con catering di qualità, servizio navetta e addetti alla sicurezza. Ermanno Iaci, Mauro Farris, Ariana Melis e Consuelo Scameroni con il loro staff vi aspettano, ma affrettati, i posti sono limitati fino ad esaurimento. Nuovamente in diretta dal Palasport di Via Talete a Cagliari per questa finalissima maschile del 34esima edizione del trofeo Segni. Firenze conduce 40-7 in un match che è praticamente ormai già scritto. Io ho raggiunto intanto il presidente della Sancat, Michele Pirguidi, che ringrazio e saluto. Che gruppo questo 2004? È un bel gruppo, non è vero che la partita è già finita perché loro hanno messo tutti i giocatori migliori, ma sicuramente è un bel gruppo che ha fatto una bellissima esperienza a Cagliari. Il torneo è sempre una cosa. Una 3 giorni ricca di tante iniziative. Quest'anno abbiamo testato praticamente la 24 ore, cioè tutti qua in palestra, ci siamo organizzati al meglio per offrire un po' tutti i servizi ai ragazzi. I ragazzi, ricordiamo, sono ospitati dalle famiglie. Gli anni scorsi diventavano amici l'ultimo giorno, l'agitatore delle stelle. Quest'anno sono diventati amici dopo poche ore. C'è stata questa torneo molto bella che ha fatto subito creare un bel clima dalla prima serata, e poi la concomitanza anche della squadra della PFF di Firenze ha fatto sì che ci siano già state le prime amicizie dal primo giorno, poi la solita mescolanza tra tutte le squadre. Domani sarà bellissima la gita al Corriere delle Stelle perché è l'atto finale di questa magnifica festa del torneo Segni. In più nel mezzo ci sono anche le partite. Raccontiamo un po' la storia della Sancat, come è nata, dove operate, quelli che sono i numeri. Operiamo a Firenze, nel quartiere di Coverciano, ma non abbiamo giocatori solo di Coverciano, abbiamo un po' di tutta la città, e proprio oggi abbiamo una festa incredibile alla Sancat perché un nostro giocatore, Cosimo Costi, che abbiamo prestato alla Menzana Siena, è stato convocato nei 12 dell'Under 18 che saranno nella nazionale al torneo mondiale praticamente di Mannheim, e quindi per noi è una giornata di grandissima festa perché avere un ragazzo nell'Under 18 che è in nazionale insomma credo che sia una soddisfazione per una società che è nata da 10 anni, che quest'anno fa l'11° anno d'età, ma che è già andata 2 volte alle finali scudetto con il gruppo 2000, ha vinto l'Under 14 Elite, l'Under 16 d'eccellenza, partecipa quasi tutti i campionati di eccellenza, è un punto di riferimento per il basket di tutta la Toscana. In un mondo in cui si dice bisogna buttare in campo i giovani, la Sancat è un esempio lungimirante da questo punto di vista. Va buttati in campo i giovani subito oppure è giusto rispettare una tempistica particolare? I giovani, quelli buoni, vanno fatti giocare, quelli futuribili anche. Io se discuto mai con gli allenatori è perché non mi fanno giocare i ragazzi abbastanza, quindi i ragazzi vanno fatti giocare. Noi facciamo esclusivamente attività giovanile fino all'Under 18, cerchiamo di farla al meglio, ogni risorsa economica la mettiamo negli allenatori, nel preparatore atletico, nelle strutture, perché vogliamo fare bene quella cosa lì. Abbiamo un accordo con la Serie B, la Fiorentina Basket, per far giocare quelli bravissimi in Serie B, e gli altri abbiamo un accordo bello con l'Africa che fa la Serie D, con la PVM che fa la promozione. Molti ragazzi di questa squadra vengono anche dal settore giovanile della PVM, una polisportiva di Pian del Bugnone. È un'unione di squadre, quindi è un'unione di ragazzi, e devo dire che è venuta fuori una squadra formidabile che è seconda nel proprio campionato del 14 Elite e sta facendo anche dei risultati insperati. Voglio approfondire l'argomento giovani, questa è l'età dell'abbandono, 13-14 anni, dello sport, perché spesso si tende a anticipare la specializzazione sportiva. Il bambino che sta diventando pian piano ragazzo passa dal magico mondo del mini basket al mondo del basket giovanile. Spesso gli istruttori che vengono catapultati sui campi sono più allenatori che istruttori, cercano il risultato. Forse è tutta qui la questione dell'abbandono, o c'è dell'altro? È tutto molto importante, bisogna stare attenti secondo me ad allenarli tutti quanti durante la settimana allo stesso modo. Poi durante la partita
sicuramente un po' le differenze emergano, ma se l'allenatore considera tutti, poi i ragazzi si ritagliano lo spazio e hanno tutti quanti una grande importanza. Ci sono tanti messaggi poi per rendere tutti questi ragazzi importanti alla stessa maniera. Ne parlavo con Andrea Bianchi, coach di Morbegno. Uno degli errori, non so se puoi essere d'accordo, come tipici, quello di far giocare magari il 12° elemento gli ultimi 20 secondi di una partita già scritta nei risultati in positivo e negativo. Penso che non ci sia mazzata peggiore dal punto di vista psicologica per quello che è un carattere in via di formazione. Non lo so, io penso che ogni squadra è diversa, ogni allenatore è diverso, la settimana la gestiamo tutti quanti nella stessa, non tutti la gestiscono nella stessa maniera. Io credo che se un ragazzo entra pimpante anche nell'ultimo minuto di gioco in campo è segno che si sente parte di un gruppo. Se invece entra con la faccia scura vuol dire che lì c'è qualche problema. Immagino che non abbia piacere di parlare dei singoli, ma c'è un elemento veramente futuribile in questo gruppo. A me piacciono molto tutti quanti, l'elemento, ci sono dei ragazzi che sono molto bravi, ci sono qualcuno che probabilmente futuro e può fare anche il giocatore di pallacanestro. A me quello che faccio di tutto è quello che gioca meno, a me non ha fattori, infatti brontolo sempre il mio allenatore perché me lo fa giocare troppo poco. A me piace Edoardo Pilli. Edoardo Pilli è uno bravo, Paoleschi, Luciano, Volpi, Manalang, Siti, anzi Mazzacano, ne abbiamo un altro a Patagenti, Manalang, Menicatti, abbiamo tanti ragazzi interessanti e me ne sono dimenticati qualcuno, quindi va bene, siamo contenti, però anche Esquilino Roma ha dei ragazzi molto bravi, questo 26 secondo me è molto forte. 26 andiamo a cercare allora chi secondo il presidente della Sankat può essere un elemento interessante. Taranjit Singh. A me di questo gruppo colpisce intanto la capacità di non andare incontro all'individualismo, che è anche tipico di questa categoria. No? Prendo il rimbalzo, voglio tirare subito, no, questi ragazzi prendono il rimbalzo, leggono e ripartono senza mai forzare. Davvero mi ha impressionato questo aspetto. Ma sì, perché abbiamo anche un allenatore che è molto allenatore e quindi sì, leader ne vuole mettere in campo ed è chiaramente giochiamo con un sistema, poi senza chiaramente castrare il talento, perché quello sarebbe un errore grande. Allora il tabellone segna 45-8 per la formazione della Sankat. Io ringrazio il presidente della Sankat Michele Perguidi e vado a catturare qualche altra considerazione da parte dei protagonisti che sono seduti un po' per diverse ragioni sui gradoni del Palasport di via Talete a Cagliari. Ricordiamo in questo Palasport anche il Sublano Selargius, il San Salvatore Selargius, Astro Cagliari, Virtus Cagliari in questa 2 giorni. Lo dobbiamo aver ricordato davvero tutte le formazioni che hanno preso parte, la scuola basket Cagliari ovviamente, Morbegno. Sì, li abbiamo citati davvero tutti quanti. Ricordiamo anche la classifica della prima fase, la Sankat Firenze ha chiuso al primo posto, seguita proprio dalle Roma, che è arrivata al secondo posto dalla scuola basket Fanalino di Codere. Questo girone A. Nel girone B invece il girone è stato vinto da San Salvatore Selargius, al secondo posto Morbegno, al terzo posto il Sublano. Sankat ha battuto Morbegno in semifinale con ante 74-31, nella seconda semifinale, quella tra San Salvatore Selargius e ha vinto l'Esquilino Roma, anche in questo caso un rivale abbastanza importante, 66-39, questo per quanto concerne la categoria maschile. La scuola basket Cagliari ha poi battuto sull'anno Selargius per il quinto e sesto posto per 47-20. Quarto posto la finale di Morbegno per 56-54 contro i parietà gialloneri del San Salvatore Selargius. Come detto, questa è la finale che va in scena qua sul parquet di via Talete tra Sankat Firenze ed Esquilino, finale che vede la formazione della Stefano Corsini in vantaggio per 47-8. Andiamo a raccontare anche quello che è successo in questi 2 giorni nella categoria femminile, riservata sempre alla categoria under 14 femminile. Le erano l'Esquilino Roma, la pallacanestro femminile Firenze, la Virtus Cagliari e l'Astro Cagliari. Nella prima giornata l'Esquilino Roma ha battuto la per 38-24, la Virtus Cagliari ha battuto la pallacanestro Firenze per 35-29, Virtus Cagliari che si è poi arresa nella seconda giornata con un Esquilino Roma
Astro, che ha avuto praticamente lo stesso destino contro la Pallacanestro Firenze per 34-35. Terza giornata, Esquilino Roma Firenze, la gara che vi abbiamo raccontato, si è conclusa 52-32 e dunque praticamente questa ha decretato la vittoria e l'inserimento dell'Albodoro da parte della formazione allenata da Massimo Baralla, che dunque vince questa 34esima edizione. Vi ricordo che siete collegati in diretta su direttasport.it, la TV dello sport sardo. Siamo reduci dalla fresca partecipazione al trofeo delle regioni, dove abbiamo raccontato le vicende della categoria juniores, allievi e giovanissimi della Sardegna del pallone. Non ci fermiamo neanche a Pasqua, perché i nostri inviati Roberto Rubio e Alberto Tosini sono al Geo Village di Olbia per raccontarvi la nuova edizione del trofeo internazionale di Pasqua. Questo pomeriggio il nostro Roberto Carta vi ha raccontato la vittoria del Cuscagli nel campionato di Serie 2 femminile, match questo che potete trovare in differita a partire da lunedì sui nostri canali direttasport.it, sulla nostra pagina Facebook, sul nostro canale YouTube, ma poi torneremo più vivi che vai nel prossimo weekend con tutte le discipline, ben 24 raccontate da direttasport.it, sempre più la TV dello sport sardo. Se avete piacere regalateci un like e condividete questo bell'evento di basket giovanile che viene giocato alla vigilia delle meritate festività pasquali. 47-8, 3:40 alla fine di questa terza frazione. Allora io vado a riguadagnare la posizione sui gradoni del Palacep di Via Talete. Bello scarico anche in questa occasione, un bel taglio da parte della Sanca, che commette però infrazione di passi il numero 30 della Sanca. Si tratta di Lato Paoleschi. Ricordiamo tutti gli atleti anch'essi nati tra il 2004, gruppo guidato da Stefano Corsini. Gli assistenti sono Tommaso Calamassi, il presidente assistente che ha seguito la delegazione toscana in terra sarda è Michele Pierguidi, l'abbiamo sentito in precedenza. Intanto provo ad avvicinarmi in panchina per sentire magari le considerazioni, perché no, degli assistenti. Magari proviamo a catturare le considerazioni non certo di coach Massimo Baralla, magari di Cristiano Tesei, che abbiamo sentito anche questa mattina in occasione della vittoria delle sue ragazze ai danni della Pallacanestro Femminile Firenze. Eccolo qua, raggiunto Cristiano Tesei, ci siamo sentiti stamattina, ci ritroviamo anche in questo match. Avevamo detto stamattina era sicuramente un impegno proibitivo questo con i ragazzi della Sancat, si sta rivelando un po' più difficile del previsto. Ma un pochino. Non è facile commentare un risultato, però fa parte del percorso di crescita di un gruppo di ragazzi. Faccio i complimenti a Firenze, sta giocando una partita di grande voglia, di grande desiderio, di grande energia, mentre noi questa energia non c'è stata, però è tutta esperienza, meno male che sono giovani. Diciamo che tra l'altro questa fascia d'età si caratterizza per una debolezza psicologica, no? Cioè, mentre un gioco tra adulti permette poi di andare incontro a diversi momenti della gara, può probabilmente cambiare le sorti del match, avendo a che fare con tredicenni, andare sotto in maniera così importante porta spesso un individuo che ha carattere di formazione a demoralizzarsi e non riuscire più a dare il meglio. Sicuramente la componente psicologica è
in questa età è importantissima, però come dico è tutta esperienza qua, devo dire alla fine guardiamo il quadro complessivo al di là di una finale in modo importante come ci aspettavamo, è stato un torneo positivo, ci teniamo le cose positive. Possiamo dire anche il miglior rispetto degli avversari è continuare a giocare al massimo nonostante tutto. Questo Firenze lo sta facendo e questa dimostra la qualità degli istruttori. È un po' un concetto che è interpretato in maniera corretta, quello che voglio dire. Una delle cose che succedono spesso è che denotano la qualità scadente dell'istruttore: sto vincendo di tanto, torno a metà campo, difendo poco. Invece no, Firenze lo sta facendo forte perché l'avversario va rispettato. Allora, tanto sono d'accordo con te in pieno perché il rispetto all'avversario è giocare al massimo, come hai detto tu, e se Firenze non avesse continuato a giocare come sta giocando sarebbe stata forse, utilizzo un termine forte, un'umiliazione più grande che prendere un passivo importante. Preferibile. Siamo contenti che loro continuino a giocare perché dire che è un rispetto di noi. Va bene così. Allora ringrazio Cristiano Tesei, ovviamente gli faccio i complimenti per questi giorni che sta per giungere a conclusione. Vado a guadagnare nuovamente la mia posizione sui gradoni di Via Talete. Col tabellone che segna 53-8 per la formazione della Zancat. Poco da raccontare ovviamente dal punto di vista del gioco, tanto da raccontare per quanto concerne quello che è successo in questi 3 giorni. Ricordiamo domani ci sarà quella che è la oramai consueta esperienza extra cestistica. Ragazzi, alle ore 9:30 si raduneranno, hanno un appuntamento qua in palestra per poi salire sul pullman dell'organizzazione per raggiungere Torre delle Stelle, una località turistica, una gemma del Golfo di Cagliari, una località turistica molto vicina a Villa Simius, dove ha la casa anche Pippo Baudo, per trascorrere una bella giornata di amicizia. Sarà una bella giornata di sole, temperature piuttosto alte qua negli ultimi 2 giorni, quasi a far sì che le formazioni della penisola abbiano portato il sole. Oggi ci sono registrati 21-22 gradi a Cagliari. Dicevo, quindi una lunga mattinata a Torre delle Stelle per poi fare rientro intorno alle 2-2:30 qua in palestra, e da qui ci sarà poi lo spazio per l'inizio della nostalgia, perché i giocatori attenderanno i loro voli aerei per poi essere trasportati all'aeroporto e certamente pronti a conservare nel forziere dei ricordi quella che è una lunga e importante esperienza di vita qua a Cagliari. 16 secondi alla fine intanto della terza frazione, 52-8, quindi l'Esquilino fa fatica a raggiungere la doppia cifra in attacco. Facciamo il plauso ovviamente alla grande sportività da parte di tutta la delegazione romana, in primis Massimo Baralla, ma anche Cristiano Tesei, tra l'altro oramai affezionati partecipanti al Trofeo Segni. Scuola Basket Cagliari che ha un'altra manifestazione nel suo arco, è il Memorial Michael Wheaton, la manifestazione organizzata nel periodo a ridosso tra le festività natalizie e quelle del nuovo anno, nel quale viene ricordato l'atleta scomparso prematuramente. Un'altra bella 2 giorni di sport dedicata al mondo del basket giovanile. Finita intanto anche la terza frazione, come detto 53-8, allora piccolo spot per noi, poi torniamo in diretta per l'ultimo atto della finalissima del Trofeo Segni di basket giovanile. Torniamo in diretta per questa finale del Trofeo Segni. Ovviamente la grafica non era corretta, Astro Cagliari e Virtus Cagliari, non è questa la finale che avevamo raccontato
questa mattina. Vi abbiamo raccontato invece la finale tra Pallacanestro Firenze ed Esquilino Roma, vinta proprio dalla Esquilino Roma. Dunque è la formazione di Massimo Baralla che comunque porta via dalla Sardegna un titolo. Penetrazione ancora della Sancat, rimbalzo però catturato ancora dalla formazione toscana, mani forti per i giovani allenati da Stefano Corsini. C'è forse un fallo qua, forse anche due, arresto e tiro da 3 punti, pallone che viene sputato dal ferro e arriva poi un altro canestro da parte della formazione ospite. Scuola Basket Cagliari che opera sul parquet di Arte, siamo nel centro cittadino di Cagliari, non il centro storico ma comunque un centro particolarmente attivo dal punto di vista sportivo, dal punto di vista commerciale, una società che ha 40 anni di storia con il patron Ermanno Iaci. Tutto iniziò con Donaldo Mazzei che decise di affidare al giovane maestro di sport, già vice allenatore della nazionale di basket, le sorti di un centro mini basket che a maschile doveva ancora sorgere, mentre al femminile, con nome dell'Astro Cagliari, aveva la volontà di portare fuori dalle case e regalare una bella esperienza di sport alle giovani ragazze del quartiere, il quartiere del Cerco, un quartiere difficile, un quartiere che oggi ha poco da con quegli anni, ce l'ha detto in apertura questa mattina il padrone Ermanno Iaci, il quartiere che è profondamente cambiato anche in virtù di un importante cambio generazionale. Oggi tanti elementi non appartengono più a quel quartiere così difficile. Oggi la Scuola Basket Cagliari è punto di riferimento oltre che per quel quartiere anche per tanti altri quartieri della città di Cagliari. Tante iniziative, il Trofeo Segni è una di queste, il Neymar Michael Wheaton è un'altra di queste, ma anche il Summer Village, il camp estivo multisport dedicato ai bambini da 3 a 11 anni che aprirà i battenti il prossimo 12 giugno, pronti a ospitare una vera e propria marea, un fiume di bambini appassionati di basket e non solo. Un altro gran bel movimento da parte della Sancat Firenze, qua il protagonista è Lorenzo Menicatti. Esquilino che deve provare a superare la metà campo, guardate la pressione difensiva da parte dei giocatori di maglia bianco-blu, qua un pallone recuperato, c'è palla 2, regola del possesso alternato che premia ancora la formazione toscana. Intanto chiedo anche al nostro Andrea la possibilità di andare a catturare quello che è il pubblico presente sui gradoni di Via Talete, in particolar modo l'acceso tifo da parte delle ragazze del Pallacanestro Femminile Firenze, anche per far capire ai genitori che sono rimasti a casa ispira qui al Palasport di Via Talete. Eccole qua le ragazze Femminile Firenze, le sentite e le vedete adesso applaudire a gran voce. Grazie allora al nostro Andrea Farris, torniamo a raccontare quello che sta succedendo. Sul parquet. Qua viene fischiato un fallo alla Sancat. Il fallo dovrebbe essere fischiato al numero 88 Tommaso Piersimoni. Mancano ancora 5 minuti alla fine del match, Firenze saldamente al comando.
recuperato dalla formazione fiorentina. Qua non viene fissato fallo ed effettivamente è una scelta giusta, arriva la stoppata di temperamento da parte del numero 36 dell'Esculino Roma. Si tratta di Filippo Davella che non ci sta a perdere così il pallone, recupera molto bene sull'avversario e arriva a frenare l'offensiva da parte del giocatore toscano. Facile, molto facile qua il canestro da parte di Leonardo Fattori. L'abbiamo sentito Stefano Carsini urlare c'è Fattori, proprio sì. Mancano 3 minuti e 50 alla fine di questa finale, giusto per dire come si svolgerà la cerimonia di premiazione dal patrono Macci. Sì, tra qualche attimo, appena finisce la partita, premieremo le squadre dal primo al sesto posto per i maschi, primo quarto le donne, poi premieremo i 6 allenatori e i 4 allenatori femminili, poi il miglior giocatore di ogni squadra, poi il miglior giocatore del torneo e miglior giocatrice del torneo. Dopodiché premieremo il miglior giocatore nel tiro da 3 punti, il miglior giocatore, migliore giocatrice e poi un ragazzino che pronuncerà un proverbio, una canzoncina in sardo, quello che parlerà meglio il sardo in 3 giorni. Questo premio, tutta l'essenza del trofeo Segni. Sì, ma la vera essenza è soprattutto domani in gita, domani sarà uno spettacolo. Grazie allora patrone Macci, Firenze vince in maniera abbastanza larga. Parlavamo con Michele Pierguidi della volontà del sodalizio toscano di investire veramente sui giovani tutte le risorse, perché no, anche quelle economiche, sulla qualità degli allenatori, e questa sicuramente una volta anche per motivi economici si affidavano i ragazzi al giocatore della squadra che con buona volontà cercava di insegnare il basket, quando invece è giusto dare i giovani a mani esperte, molto capaci nel trasmettere gli insegnamenti, poi che pervengano i giovani allenatori purché siano preparati. Perché non è così matematico il legame tra grande giocatore e grande allenatore. Assolutamente, ci sono stati nella storia tanti, io ho avuto per esempio come maestro alla scuola dello sport Nello Paratore, che non credo abbia giocato, o perlomeno io non me ne sono accorto e non ho mai letto di notizie del professor Paratore atleta, quindi ed è arrivato ad allenare la nazionale, ma non solo italiana. Paratore ha allenato 2 o 3 nazionali. Si vedono davvero caratteristiche assolutamente particolari di essere un grande comunicatore. Grazie allora ad Ermano Iaci, che lascio andare a organizzare la parte finale di questo 34esimo anno. Te lo chiederò anche alla fine. Qual è? Voglia di arrivare a 35? Sicuramente, anche perché ho una bella storia con i miei nipotini che magari adesso cominciano a capire, hanno 7-8 anni e magari sono qui stasera a vedere queste partite e spero che questo torneo magari quando loro l'età dell'Under 14 proseguirà sicuramente anche di più. Grazie allora, ci mancano 2 minuti e 10 secondi alla fine di questo match che è saldamente nelle mani della Sancat Firenze per 61 a 14, 61 a 14, questo è il risultato fino
questo momento. Intanto vado a riguadagnare la postazione sui gradoni del Palacep di Via Talete. Ancora da giocare, qua arriva un canestro da parte dell'Esquilino Roma. Appena un giro di lancetta alla fine, dunque si prepara il coro di entusiasmo anche delle coetanee della pallacanestro femminile Firenze. Pallone recuperato da Geraci, lo scarico poi per il compagno di squadra, commette però, no, sembrava commettere infrazione di passi, invece subisce il fallo, il canestro buono e un tiro per il numero 5 delle squadre. Assegno completamente il gioco da 3 punti per l'Esquilino Roma e dunque il risultato che migliora 64-21, ultimi 27 secondi, c'è un altro fallo qua fischiato la formazione capitolina. Due tiri liberi per il giocatore con la maglia numero 10, Tommaso Volpi, il capitano, che con tutta probabilità dunque andrà a chiudere questa sfida. 22 secondi, recupera ancora Geraci per l'Esquilino, periodo di garbage time, gara terminata con la vittoria di Firenze, ancora 10 secondi. La 34esima edizione del Trofeo Segni Sangat Firenze. Match dunque che si conclude con la vittoria del Sangat Firenze. Io vado subito a raggiungere coach Stefano Corsini. Vediamo un po', giusto qualche minuto per recuperare il coach Stefano Corsini.
l'urlo da parte della formazione maschile e della formazione femminile, dove l'abbiamo coach Stefano Corsini. Eccolo qua, coach, vieni, si festeggia 34esima edizione nelle mani della Sancat Firenze. Che gruppo è questo 2004? Impressionante. È un gruppo molto buono, stanno lavorando molto bene da agosto, dall'inizio dell'anno, e al di là dei risultati che sono comunque positivi, la cosa più positiva è la crescita del gruppo. L'abbiamo vista anche in questi 2 giorni, partiti ieri pian piano, oggi molto meglio, sia stamani che oggi pomeriggio, proprio a livello di atteggiamento, di intensità. Poi a quest'età ci sono gli errori, ci sono le ingenuità, c'è la tensione di giocare davanti a così tante persone, però è l'atmosfera che ricercavamo per fare una crescita un po' sotto tutti gli aspetti. Intensità difensiva, nessuna forzatura, bella circolazione, gruppo maturo. Sì, è una squadra che ha imparato a dividersi le responsabilità. Un giorno gioca bene un protagonista, ne gioca male un altro, non è un problema. Oggi un ragazzo importante come Pilli ha avuto un infortunio, un problema, qualcuno l'ha sostituito, anzi forse meglio di come ha giocato lui nelle prime 3 partite, quindi molto bene da quel punto di vista. Ultima lettura, ti chiedo un bel gesto di rispetto da parte vostra, di tanto dall'inizio, però l'avversario va rispettato dall'inizio alla fine, questo è il più importante insegnamento per i propri ragazzi. Questo è il segnale più importante, credo che cerchiamo di trasmettere come Sancat ai ragazzi. Giocare fino in fondo vuol dire anche non guardare il risultato, si tira all'ultimo secondo, non tanto per il punteggio, per il divario o per, come si dice da noi, affossare l'avversario. Si entra dopo e comunque nei 40 minuti è una crescita che, siccome sono solo 40 minuti, ne vorremmo giocare di più ne usiamo alla massima intensità meglio è. Grazie, allora Stefano Corsini, faccio i complimenti e ricordo Sancat Firenze conquista la 34esima edizione del Trofeo Segni battendo l'Esquilino Roma per 65-21. Io ringrazio ovviamente per le immagini e per la partita Andrea Faris, ringrazio in regia il nostro Mattia Toffolon, ovviamente l'appuntamento per tutti, prossimi appuntamenti targati diretta sport.it. Buon pomeriggio a tutti.